Giuseppe Conte, buonasera e ci scusi per averla fatta aspettare, ma purtroppo si accomodi qua di fronte a me. L'invito. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, Giuseppe Conte. Sì, è la prima volta. La prima volta che viene in questo studio di Carta Bianca. Mi fa molto piacere. Speriamo che sia la prima di una lunga serie, va? Speriamo non l'ultima. Speriamo non... Beh, non l'ultima in che senso? Non l'ultima. No, quindi che ci siano altre volte. Senta, allora, che cosa ne pensa di come si sta comportando l'Europa e anche il nostro Paese in questo momento? Cioè, ci possiamo comunque limitare a dire riforniamo di armi l'Ucraina, ma non possiamo fare quell'ulteriore passo avanti per sostenerli perché il rischio che il conflitto si espanda è troppo grande? Ma io credo che l'Europa stia muovendo... Abbiamo mosso sin qui dei passi giusti, passi anche di fermezza, chiarezza nella condanna, anche passi attivi per quanto riguarda le sanzioni, pesanti sanzioni, che stanno sicuramente mettendo in gravi difficoltà l'economia russa, che è un'economia molto particolare, anche dei piedi di argilla. E abbiamo deliberato da subito a livello europeo anche un sistema di aiuti, quindi finanziari, umanitari, questo è molto importante, mi è piaciuta tantissimo la decisione di attivare subito quella protezione temporanea, il che significa gestione collettiva, uniforme, molto facile, perché evita tutte le code nei vari paesi di arrivo, oltre che di transito, e ovviamente poi c'è stata anche la decisione degli aiuti militari, è una decisione che anche come Movimento 5 Stelle abbiamo preso. È stata una decisione che abbiamo preso non a cuor leggero, perché chiaramente si tratta di rifornire approvvigionamenti militari e è chiaro che invece la soluzione deve essere una soluzione politica, una soluzione coltivata attraverso una pazientissima, tenacissima, anche di fronte a una prospettiva così cruenta, via diplomatica. Ecco, ma secondo lei, visto che oggi gli Stati Uniti, che però dobbiamo dire dipendono poi in minima anzi solo per il 10% dal gas e dal petrolio russo per quanto riguarda l'energia, hanno detto sospendiamo tutto, la Gran Bretagna dice sì, arriviamo anche noi alla fine del 2022, speriamo sia finita questa guerra per la fine del 2022. Noi che dobbiamo fare, che invece per il 40% di approvvigionamento dipendiamo dal gas russo? Ma io innanzitutto ho lanciato subito l'idea, data ovviamente anche l'emergenza energetica abbastanza evidente. Vorrei anche aggiungere una cosa, consideriamo non è solo un fatto contingente, perché quello che sfugge spesso, ma gli analisti lo sottolineano, è che la Cina e poi si aggiungerà l'India stanno cambiando il sistema energetico, stanno portando nelle case al posto del carbone il gas. Quindi è un problema di una domanda crescente anche in prospettiva futura, sino al 2030-40. Noi dobbiamo lavorare per un Energy Recovery Fund, dobbiamo finanziare... Ma nell'immediato che dobbiamo fare? Pensare che comunque in qualche modo dobbiamo andare incontro anche noi a dei sacrifici? Allora, quindi magari da settembre, sicuramente noi dobbiamo ottobre... trovare dei fornitori immediatamente alternativi per quanto riguarda il gas, e lo stiamo già facendo, l'Algeria, l'Egitto, l'Azerbaigian, eccetera, però stiamo già ponendo le premesse per riscattarci dal gas russo. Nello stesso tempo dobbiamo investire massicciamente, ma oggi, non tra un anno, fra 2 anni, fra 5 anni, nelle fonti rinnovabili, che è l'energia pulita, energia a più basso costo. Però prima che arrivano queste fonti rinnovabili, guardi, la guerra in Ucraina che sta... Però mi permetta, con l'Energy Recovery Fund a livello europeo noi abbiamo la possibilità di acquisti comuni, come si è detto anche a prezzo calmierato, stoccaggi comuni europei, e quindi da questo punto di vista possiamo sicuramente migliorare fortemente la nostra autonomia e anche la prospettiva di una diversificazione. Ma dobbiamo comunque prendere in considerazione anche l'idea di esercitare delle sanzioni di quel tipo? Perché oggi Biden ha detto, so che l'Europa è più in difficoltà che per gli Stati Uniti, per quanto riguarda l'import che hanno con la Russia, e questo vale anche per la Gran Bretagna, sono una posizione avvantaggiata. Ma noi se lavoriamo con una strategia per questa finalità, possiamo anche noi fare a meno, non proprio domani mattina, ma addirittura anche completamente prospettiva del gas russo. Ci possiamo arrivare. In quanto tempo?
Ma io nel giro di qualche mese, se riusciamo a lei fornire dice che entro fine possiamo anno, ritrovare quel 40%. possiamo riscattarci abbastanza. Quindi dobbiamo prenderla in considerazione allora quell'ipotesi però di arrivare anche a sanzioni di quel genere. Guardi, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. Senta, ma è giusto aver risposto in maniera molto decisa, purtroppo sembrano non esserci alternative, alla richiesta del premier ucraino di una no-fly zone sul loro territorio? Guardi, lo diciamo anche ai telespettatori, no-fly zone significa che si dispone il divieto assoluto di sorvolo in quello spazio aereo. Ovviamente non è il problema di disporre il divieto, è poi di creare un assetto militare che lo faccia rispettare. Allora, predisporre un assetto militare, immagino della NATO, che poi lo faccia rispettare, significa andare a uno scontro nei cieli con i MiG russi. E obiettivamente è uno scenario di guerra che involgerebbe direttamente la comunità internazionale, la NATO e chi predisporrebbe ovviamente questa no-fly zone. Quindi da questo punto di vista non ci può essere nessun... Non è tra le opzioni percorribili assolutamente adesso. E Zelensky perché ha insistito tanto su questa... Beh, ovviamente dal suo punto di vista è in una situazione, voglio dire, uno sforzo impari, con un'aggressione militare così violenta, così insistita, chiaramente lui vorrebbe un soccorso a tutti i livelli e anche delle evoluzioni, abbraccerebbe evoluzioni del genere. Però noi dobbiamo assisterlo, continuare a assisterlo, continuare a lavorare per la loro popolazione, accoglierli, integrarli nei nostri paesi, fornirgli gli aiuti richiesti, però ovviamente dobbiamo anche avere, come dire, una visione complessiva di questo scenario. Se lei fosse stato Presidente del Consiglio al posto di Mario Draghi, come è stato fino a un po' di tempo fa, si sarebbe comportato nello stesso modo? Guardi, sarebbe antipatico, diciamo, i sei ma, e quindi pensare in questo momento, pensarsi al posto del Premier Draghi, lasciamo a lui fare le cose. La cosa importante è che l'Italia si faccia sentire, l'Italia sia presente. Ma l'Italia secondo lei è presente in questo momento? Perché sembra che invece poi ci stiano adoperando più altri paesi come la Francia, come Macron, come la Germania. Noi sembriamo un po', come dire, silenziosi. Allora, guardi, a livello internazionale c'è anche una legittima competizione, anche nel quadro europeo, nel senso che occorre anche uno spirito di iniziativa. Le posso raccontare un aneddoto? Mi dà un minuto? Certo, come no. Allora, io iniziai nel 2018 come Premier. Il primo Consiglio europeo arrivai a giugno e, se ricordate, tenni una notte intera tutti quanti bloccati col minacciai un potere di veto perché non riconoscevano nelle conclusioni lo sforzo congiunto nella gestione dell'immigrazione. Poi alla fine, sfiniti all'alba, loro cedettero e quindi per la prima volta inserirono le conclusioni come pretendevo. Ancora, l'ultimo giorno, non l'ho mai raccontato, c'era invece il summit per quanto riguarda le misure finanziarie. E anche lì eravamo ormai tutti quanti con i voli, con gli aerei che rullavano in aeroporto e quindi dovevamo tutti scappare. E c'era un passaggio che a me non stava bene come Italia, per quanto riguarda le conclusioni dell'Unione monetaria. Chiesi allora la modifica di quel passaggio. Sia Macron che Merkel furono molto aggressivi. Ma Giuseppe, siamo tutti d'accordo, stiamo partendo, non puoi tenerci qui. Ho detto, scusate, siamo tutti d'accordo di cosa? Dissi chiaramente, Angela, Emanuele, vi siete incontrati al castello di Messenberg, come fate sempre, prima del Consiglio europeo. Vi mettete d'accordo voi, ma io non ero presente. La prossima volta facciamo così, mi invitate, io partecipo all'accordo e potremo dire che siamo tutti d'accordo. Dovettero cambiare quella clausola, se no non partivano. Quindi insomma l'Italia dovrebbe... Bisogna farsi valere. Bisogna farsi valere e essere più presenti. In questo momento quindi lei ha un po' la sensazione che invece No, non sto dicendo questo, sto dicendo che spesso le telefonate da Parigi e Berlino verso Roma non arrivano spontanee. Bisogna sollecitarle, renderle spintate. Sollecitarle. Senta, però c'è questa situazione che il vostro senatore del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Esteri, Vito Petrocelli, è da sempre molto vicino a posizioni russe, tant'è che ha votato contro l'invio di armi in Ucraina. Voi invece, come ricordava lei, decisione sofferta, ma a favore. Non rappresenta un problema per voi, perché comunque il presidente della Commissione Esteri non è giusto chiedere che faccia un passo indietro? Le do un'informazione. Non è un parlamentare, ecco, ci dica. Do un'informazione. Oggi c'è stato un ufficio di presidenza presso la Commissione Esteri, proprio presieduta da Petrocelli. Sì. Questo ufficio di presidenza, alcuni hanno posto il tema
della permanenza come presidente del senatore Petrocelli. La risposta è stata: scusate, sino adesso il presidente Petrocelli in commissione ha mai espresso un voto, ha mai svolto con parzialità il suo ruolo? Non ha mai votato in commissione, ha sempre consentito a tutti di poter esprimere liberamente i loro pensieri e che si formassero ovviamente le maggioranze di turno democraticamente. La conclusione: Petrocelli rimane lì. Per quanto riguarda quella risoluzione, però questa non è una cosa da poco, Finisco. Questa. Lui ha espresso, io l'ho detto prima, gli aiuti militari all'Ucraina per noi non è stato per il movimento una decisione a cuore leggero. Lui ha espresso, mi ha anticipato la sua posizione correttamente, ha detto che aveva un problema personale di coscienza ed è stato conseguente. Quindi nessun problema per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di presidente. Quindi resterà al suo posto? Resterà al suo posto. Lei non gli chiederà di fare un passo? Assolutamente no. E neanche l'hanno sollecitata? Scusi, poi c'era anche l'accordo tra parlamentari italiani e russi, ce ne sono tanti accordi così generici. Quello che era stato congelato. Ecco, diciamo che è il protocollo d'intesa con la Commissione Quindi estera. La nostra linea di politica estera del movimento è univoca. Però non era meglio proprio disdirlo quell'accordo invece che congelarlo? Lo si rende inefficace. Poi, era stato firmato. Scusi, ci dobbiamo augurare tutti, nell'interesse comune della comunità internazionale, della popolazione ucraina, russa, italiana, europea, che poi ci sia un esito di questo conflitto, che sia una soluzione politica, una soluzione che comporti la cessazione delle ostilità, il ritiro delle truppe e la ripresa dei negoziati. Senta, ma ha visto che ci sono 2 milioni di profughi che già si sono spostati E temo che aumenteranno ancora più. Ma secondo lei, al di là dell'accoglienza, della commozione immediata, l'Europa è pronta ad accoglierli? Perché qua si parla della possibilità che ne arrivano 10-11 milioni. Io ho parlato subito di esodo biblico per dire che veramente i numeri saranno ragionevolmente molto alti. È chiaro che in un contesto, dopo 2 anni di pandemia, anche i nostri imprenditori, le nostre famiglie, i nostri cittadini stanno soffrendo come in altre parti d'Europa. Però l'Italia ha fatto sempre la sua parte, lo ha fatto per vocazione tradizionale, per spirito di solidarietà e ancora una volta lo farà. E diremo anche un'altra cosa. Quando facevamo i Consigli europei, io dicevo proprio agli amici polacchi, ungheresi, ai paesi dell'est, guardate che oggi ci sono i flussi migratori dall'Africa e noi che siamo i paesi di primo sbarco stiamo soffrendo. Guardi, l'ho detto tante volte questa cosa. Ma poi arriverà. Un domani anche i flussi demografici, eccetera, o qualsiasi emergenza che dovesse accadere, ci saranno flussi dall'est. Quindi predisponetevi allo spirito di solidarietà, a una gestione veramente europea. Che però noi faremo la nostra parte. Dobbiamo dire che la Polonia sta accogliendo veramente a braccia aperte, perché la maggior parte sono poi diretti verso quel territorio. Assolutamente. E ne sono già arrivati 1 milione. Quindi... Assolutamente. Allora, Emanuela Pala che è collegata con noi. Da dove, Emanuela? E poi ci fai vedere anche il servizio che hai realizzato. Sì, dove sei? Sì, io sono medica, sono proprio al confine dove arrivano le persone a piedi. Adesso vi faccio vedere perché c'è una lunga fila che c'è a tutte le ore, noi l'abbiamo vista anche alle 3 del mattino e sono tutte persone appena arrivate che prenderanno gli autobus per andare poi nei campi profughi. Diciamo che qua è anche abbastanza organizzato perché comunque aspettano un'oretta prima di prendere il pullman, mentre nell'altra parte, al confine ucraino dove siamo andati, e lo vedrete sempre nel servizio, le file sono anche di 10-12 ore. Qua allora vabbè, io vi voglio mostrare appunto tutti questi pullman perché veramente sono migliaia e sono tutti a piedi. Adesso in questo momento qua ci sono meno 3 gradi, giusto per farvi capire un po'. Sono persone che hanno fatto 2-3 giorni di viaggio per poi arrivare al confine, però vedrete nel servizio esattamente quello che abbiamo fatto, cioè il fatto di aver attraversato il confine ed aver fatto il ritorno in Polonia con i rifugiati. Grazie Emanuela, veramente ci rende bene l'idea. Ecco, possiamo tornare a vedere quelle immagini che ci stava mostrando Emanuela. Sì. Questi sono gli arrivi oggi, perché appunto dobbiamo ricordare che queste attese sono lunghissime, che si arriva a piedi, in treno o si riesce ad arrivare anche con altri mezzi, Emanuela, lì al confine con la Polonia? No,
Arrivano con il pullman vicino al confine ucraino e poi da lì fanno a piedi anche 30 chilometri. Però diciamo che le lunghe ore d'attesa che fanno è proprio al confine, cioè è proprio la fila, sono così tante persone che prima di riuscire a passare il confine sono tendenzialmente, appunto come ho detto prima, una decina di ore e da lì e lì sono appunto tutte le persone a piedi. Invece alla stazione di Przemyśl, che è appunto a 10-15 chilometri da qua, arrivano con i treni e arrivano lo stesso migliaia di persone. La stazione è affollatissima e arrivano una decina di treni che arrivano da Leopoli tendenzialmente, perché anche le persone che arrivano da Kiev passano per Leopoli. Però appunto tendenzialmente sì, tutte queste persone, vorrei sottolineare, sono persone che non sanno dove andare a dormire stanotte, per quello che stanno andando nei campi. Devo dire che sono anche abbastanza organizzati, c'è un campo qua vicino dove un centinaio di pullman al giorno arrivano, quindi stiamo parlando di 5-6 mila persone. Vedrete nel servizio dormono comunque per terra perché non ci sono comunque i posti letto. E poi il giorno dopo decidono dove andare, perché la maggior parte resta in Polonia, va a Varsavia, va a Cracovia, ma molti hanno amici nel resto dell'Europa, li raggiungono, oppure adesso con tutti gli aiuti, come abbiamo visto anche con l'Italia, vanno in altri paesi. Allora, vediamo il servizio che ci ha inviato Manuela. Siamo al confine polacco e stiamo entrando a piedi in Ucraina. Hanno bombardato ogni cosa a Kharkiv, qualunque cosa, università, ospedali, asili nido. I russi non hanno decenza, ci hanno attaccato senza motivo. Quanti anni ha? 75. E com'è stato lasciare la sua casa? Come te lo posso descrivere? Quando lasci la casa dove hai vissuto tutta la vita, ogni cosa che è tua, il tuo letto, le tue abitudini, ma come posso stare là se non si trova neanche il pane? Sto portando i miei figli in un paese che non è il mio, senza mio marito, senza il mio amore, da soli. E lui, tuo marito? Sì, è qua solo per accompagnarmi al confine, poi tornerà indietro. Stai andando a combattere? Sì, Hai paura? sì, ma che posso fare? Voglio solo capire perché sto andando a combattere. Perché? Odio Putin, lo odio, gli auguro il peggio. Sono le 11 di sera e questa è la fila al confine ucraino. Sono migliaia le persone che stanno cercando di entrare in Polonia. Tra loro c'è Alina con Sasha, suo figlio. Hanno viaggiato per 3 giorni. Sono scappati da Kharkiv, una delle città più bombardate dell'Ucraina. Quando hanno iniziato a bombardare ci siamo riparati in bagno, che non ha finestre, e coprivo mio figlio con il mio corpo per proteggerlo. Immaginate di svegliarvi la mattina e anziché portare i bambini a scuola prendete uno zaino, mettete il possibile dentro e scappate con loro mentre bombardano, così, all'improvviso. Mia madre purtroppo non è qua, non poteva camminare tanto, è voluta restare a casa. È sola, sono preoccupata, nella nostra città, Kharkiv, non c'è più cibo, è impossibile comprare anche il pane. E oggi dove dormirete? Non sappiamo dove staremo stanotte. I bambini sono terrorizzati dai rumori, pensano siano bombe. Eravamo in treno e il treno ha fatto un suono molto forte, loro si sono messi a piangere. Ci hanno chiesto che cos'è. Tremano continuamente, hanno paura. Stiamo aspettando da 5 ore e ci sono meno 3 gradi. Finalmente passiamo la frontiera e arriviamo in Polonia. Sono le 3 del mattino, c'è freddo, ma ad aspettare i rifugiati ci sono decine di volontari. Alina e Sasha passeranno la notte in un centro commerciale allestito per i profughi. Dormiremo qua. Ora siamo stanchi dopo 3 giorni di viaggio. Io non so ancora dove andremo, sceglierò un paese. Domani si vedrà. In
questa stazione, a Przemyśl, la prima cittadina polacca al confine con l'Ucraina, sono migliaia le persone che arrivano tutte le ore con il treno da Leopoli. Qua c'è Sebastian, un soldato americano che si trovava in vacanza in Polonia quando è scoppiata la guerra e così ha deciso di restare a aiutare. Le persone hanno bisogno di un posto dove dormire. Ho prenotato diversi hotel qua in zona e ora offro le camere gratuitamente ai rifugiati. Incontriamo Oksana e le sue figlie Palina e Margarita. Non hanno un posto dove andare. Sebastian le aiuta e le accompagniamo in un appartamento a pochi metri dalla stazione. Quando stavamo scappando è stato molto difficile. Le persone si spingevano a vicenda, anche noi lo facevamo. Tutti correvano, tutti litigavano per riuscire a prendere il treno. Non si trattava di trovare i posti migliori, si trattava semplicemente di prenderlo. Eravamo felici di stare in piedi tutti attaccati. Non ci laviamo da 3 giorni, i nostri vestiti sono sporchi, noi siamo sporche. Abbiamo preso solo i documenti e siamo partite. A mia figlia ho detto che stavamo andando a trovare dei nostri amici. Non potevo dirle che stavamo scappando dal nostro paese. Ha 5 anni. Quando stavamo correndo al rifugio antiaereo, le ho detto che era un'esercitazione e che avrebbe ricevuto per ricompensa dei cioccolatini. Oddio, è per noi. Grazie, grazie, grazie. Io non so cosa dire, grazie. Mi manca la mia amica Masha. Siamo andati via insieme, ma lei ora è in un'altra città. Siamo davvero preparati per accogliere milioni e milioni di profughi che inevitabilmente continueranno ad arrivare se la guerra continuerà? Dobbiamo essere preparati, dobbiamo costruire delle reti di solidarietà in ogni paese, non possiamo ovviamente lasciare la Polonia e gli altri paesi limitrofi soli a reggere questo peso che non sarebbe possibile reggere. Ma l'Europa ha un cuore grande, l'Europa ha capacità, possiamo farlo e dobbiamo augurarci, ecco, noi stiamo concedendo una protezione temporanea. Questo perché dobbiamo augurarci anche nel loro interesse che tante di queste donne, bambini, ragazze, giovani maschietti, per lo più che lasciano la loro terra, si dividono dai loro papà che sono lì a combattere, possano ricongiungersi quanto prima. Senta, prima di chiudere voglio fare una domanda che riguarda più la nostra politica, la politica interna, perché oggi il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso che era stato presentato contro la sua, diciamo, non legittima, mettiamo così, elezione a Presidente del Movimento 5 Stelle. Era stata considerata illegittima perché ha violato lo Statuto, adesso non addentriamoci in questione. Che farà adesso lei? Faremo quello che va fatto in una forza politica. Già aveva detto che si sarebbe risottoposto alla votazione. Abbiamo già predisposto la convocazione di una nuova assemblea che rivoterà lo statuto, ripeterà la votazione, sarà un bagno di partecipazione democratica. Quindi ci sono alcuni che sono particolarmente ricorrenti, iscritti che sono particolarmente litigiosi, perché è da anni che vanno avanti queste cose, eccetera. Vorrà dire che ripeteremo questa votazione, riconfermeremo, immagino, l'approvazione dello statuto, io stesso mi risottoporrò. Non c'è nulla di più bello che sottoporsi a questa... sarà previsto, come aveva detto, 10-11 marzo, no? 10-11 marzo quindi si voterà. Tutto si andrà comunque il 10... Si voterà il 10-11 marzo e poi tutti i passaggi successivi. Ovviamente, l'ho detto dall'inizio, c'è un problema politico. E il problema politico è che le leadership sono, come dire, votate dalla base, in questo caso degli iscritti. Noi siamo per la democrazia diretta. È lì che si affermano le leadership, non sulla base di cavilli temporaneamente appoggiati da un tribunale, ancorché in via provvisoria, perché poi vedremo la sentenza finale. Quindi si risottoporrà al voto degli iscritti. Non c'è dubbio. Grazie, grazie Giuseppe Conte per essere stato con noi.